Le dimore storiche italiane sono sinonimo di identità, una identità concreta e attuale per i risvolti culturali, sociali ed economici che rappresentano. Si tratta molto spesso dei principali fattori di attrazione dei nostri paesi e città. Luoghi abitati da persone, da comunità, che proprio attorno al patrimonio culturale possono sostenere filiere produttive che valorizzano le tradizioni, quegli elementi identitari della cui rilevanza e precarietà dovremo essere maggiormente consapevoli. Il ruolo delle dimore storiche nella filiera turistica è fondamentale. Il patrimonio culturale privato concorre al PIL del turismo nazionale per il 14%. Si può dire che le dimore storiche private costituiscano il più grande museo diffuso italiano. Altrettanto importante è il ruolo delle dimore storiche nella filiera enogastronomica. Le atmosfere e le bellezze di Villa Pace a Tapogliano, di Villa del Torre a Romans di Sonzo e di Palazzo Orgnani a Udine evocano e rappresentano in modo esemplare i sapori e il gusto di vivere di queste terre. Si cucinava nelle dimore storiche, e come se si cucinava, e ancora si cucina. Ricette semplici, ricette complesse, ricette tipiche, ma anche ricette importate da luoghi lontani. Da tutte le ricette catalogate nel libro La cucina nelle dimore storiche friulane, quelle dei dolci sono di semplice realizzazione, utilizzando ingredienti facilmente reperibili tutt'oggi. A Villa Pace si preparano i zaletti, fragranti biscotti a base di farina di mais, che possono essere mangiati semplicemente con lo zucchero a velo oppure golosamente intinti in un bicchiere di vino picolit. A Villa del Torre, nel pieno rispetto della tradizione, si prepara la gubana goriziana, una ricetta che viene preparata ogni anno in occasione della Santa Pasqua dalle mani esperte di Sabrina del Torre e di sua figlia Maria Sofia. La ricetta della gubana goriziana ha una lunga preparazione che inizia 15 giorni prima di Pasqua e termina con l'apertura e l'assaggio del dolce subito dopo lo scampanio del Gloria al termine della veglia pasquale. Infine, a Palazzo Orgnani si preparano dei biscotti, dei pasticcini dal nome inusuale, i buffetti all'ussera di Elodia. Il nome tradisce le origini mitteleuropee di questi biscotti, la cui ricetta è stata tramandata alla padrona di casa da Elodia, cugina del padre. Nella cucina di Palazzo Orgnani si ricordano gli eventi e la mondanità della dimora che per volere dei proprietari è ancora oggi fulcro di vita sociale e culturale.